Allora, buongiorno a tutti, siamo qui all'Asilo Nido Girasole, sono io con tutto il personale, direi l'ottimo personale che lavora qui tutti i giorni all'Asilo Nido Girasole, per così insomma un po' raccontarvi di questo piccolo lavoretto che è stato fatto in questi giorni, che è la piantumazione di 5 nuove piante all'interno dell'area esterna dell'Asilo Nido. Lavoro che non casualmente abbiamo fatto venerdì, perché comunque sappiamo tutti che questa settimana si è festeggiata la giornata della terra e abbiamo deciso che, visto che insomma era già programmata da un po', ma sembrava il momento giusto per mettere a dimora queste piante che saranno importanti per l'ombreggiamento dei bimbi durante questa primavera, quest'estate, che passeranno spesso fuori, così come succede spesso qui all'Asilo Nido Girasole. Buongiorno a tutti. Io parlo a nome di tutto lo staff dell'Asilo Nido Girasole e della cooperativa Progetto Now che gestisce l'asilo. Questi 5 alberi sono per noi un regalo straordinario che sicuramente aumentano il valore della nostra struttura. E tutto è partito da un'idea e da una richiesta che inizialmente non aveva proporzioni così importanti. Poi c'è stata sicuramente coincidenza di pensiero con l'amministrazione comunale, c'è stata la voglia di realizzare comunque qualcosa di buono e anche tenacia, perché come in ogni percorso si possono anche incontrare degli ostacoli da dover superare. Questo progetto, dal nome Mettiamo Radici, prevede una serie di attività e di laboratori che verranno appunto svolti in giardino, e quindi nel nostro contesto gli alberi acquistano sia come ovvio un valore ambientale, acquisiscono un valore didattico perché ci consente di lavorare sulla stagionalità. Per esempio, gli alberi sono uno strumento fondamentale per lavorare sulla stagionalità. L'impostazione pedagogica della nostra struttura prevede le uscite in giardino tutto l'anno. Pioggia, vento, sole, insomma tutto l'anno, utilizzando il giardino quasi come fosse un'aula a cielo aperto, e quindi per dare la possibilità ai bambini di fare esperienze all'esterno. Ricordiamo che le iscrizioni all'asilo sono sempre aperte e stiamo pianificando una giornata che sarà indicativamente un sabato di maggio. Stiamo ancora aspettando la conferma della data, ma in questa occasione apriremo le porte della struttura per dar modo a chi è interessato di poter venire a vedere i nostri ambienti ed avere tutte le informazioni necessarie per una futura iscrizione.